tutti, ogni tanto si dice, ogni tanto ritornano e noi stiamo ritornando, nel senso che dopo l'esperimento del tutto dipende tutto dall'alzata, che ha seguito gli europei di pallavolo maschile e poi le qualificazioni olimpiche, il nostro direttore ci ha dato fiducia e ha detto, approfittando del fatto che quest'anno Catania ritorna finalmente nell'Olimpo della pallavolo grazie alla Farmitalia Saturnia, quindi ha detto perché non provare a seguire questo bellissimo campionato e quindi a fare una trasmissione a settimana per tutto il corso della Superlega. E noi abbiamo accettato, io e come sempre ho al mio fianco la mia opinionista preferita che è mia sorella Donatella, abbiamo accettato e accolto questa proposta. Di buon grado? Di ottimo grado, non di buon grado, se si può dire di ottimo grado. E quindi siamo qua con questo nuovo, diciamo che abbiamo un po' modificato sia il format, avete visto un po' qualche cambiamento nello studio, io sono qua a tavolino così mi sento un po' più a mio agio, questo mio portafortuna che è si chiama Microcosmo, questo lo fa mio marito, lo devo dire, me l'ha regalato e quindi ho detto deve stare con me in tutte queste 40 forse puntate che faremo, quindi non vi libererete molto semplicemente di noi. Il nostro primo ospite ce lo presenta subito Donatella. Grazie. Prego. Per la parola. Ovviamente non potevamo non aprire con la società di punta che quest'anno ci darà la possibilità di ammirare, invece di guardarli in televisione, di ammirare dal vivo i grandi campioni della pallavolo. Quindi abbiamo il presidente Luigi Pupilenti che secondo me, e te lo dico dal profondo del cuore, sei un pazzo. Cioè perché è solo un pazzo. Me lo dicono in molti. Intanto grazie per l'invito, molto gradito. Era il minimo che potessimo fare, ti ripeto, aprire con voi, darvi nel nostro piccolo un supporto, perché io credo che sia veramente un carico di lavoro pesante. Ma sicuramente una dimensione diversa rispetto a quella che abbiamo frequentato nelle ultime stagioni, che sono state comunque molto proficue e hanno segnato la prima parte del percorso sportivo che noi avevamo immaginato, raggiungendo la Serie 2 l'anno scorso, battendo in finale Casarano dopo aver perso la finale la stagione precedente. Poi c'è stata questa opportunità di subentrare alla Tonno Caldi, poi Vibo Valentia, che a fine maggio ha rinunciato alla Superlega, ed essendoci le condizioni per farlo abbiamo accettato la proposta che ci è arrivata dalla Lega, condizioni che sono ovviamente di natura economica, sono di natura logistica, infrastrutturale e sono anche, diciamo, di natura organizzativa, che riguardano la società. E ultimo, ma non ultimo come importanza, anche ragioni legate alla storia che è la nostra piazza, no? Anche nel mondo della pallavolo nazionale, perché Catania è iscritta, anche grazie a voi due, nell'albo d'oro della pallavolo nazionale, avendo vinto uno scudetto nel maschile e uno nel femminile. Le condizioni economiche si sono concretizzate immediatamente nel giro di praticamente 48 ore da quando ci è arrivata la proposta del presidente della Lega Pallavolo Maschile Massimo Righi, perché principalmente il nostro main sponsor Formitalia, ma anche tutte le aziende che ci hanno sostenuto negli anni passati e quelle che già avevano deciso di sposare il nostro progetto per la Serie 2, tra queste alcune delle più importanti per il nostro territorio, perché oltre Farmitalia sicuramente Cosedi, il Funivia dell'Etna, Covei, Petrol Company, Geotrans, il gruppo Arena, quindi per fare soltanto alcuni nomi senza fare torto a quelli che magari sto dimenticando. Nel giro veramente di 36 ore hanno implementato il loro impegno. Nel caso di Farmitalia si è trattato davvero di triplicare un budget che era già molto importante. Banca del Fucino, che è un prestigioso istituto bancario, c'è stato accanto economicamente, diciamo, prestando le fiduciarie necessarie per iscriverci al campionato. Quindi la risposta del territorio dal punto di vista economico è stata al di là delle nostre previsioni. Devo dire che anche la risposta delle istituzioni è stata molto, c'è qualche risposta che non ti è piaciuta? Immediata. No, io dico che gli elementi, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, diciamo, c'è stata la risposta delle istituzioni, c'è stata la risposta del tessuto economico. Noi come società già eravamo
abbastanza strutturati, abbiamo cercato di strutturarci ulteriormente e ancora altri passi dovremo farlo. Adesso ovviamente siamo al momento della verità, no? Perché il campionato è già iniziato e quindi come sempre la parola passa al campo nel quale, come avete ricordato voi prima, vedremo passare i più importanti, quasi tutti i più importanti giocatori al mondo, dando la possibilità al pubblico catanese certamente, ma anche al pubblico siciliano e non solo, esatto, perché poi noi abbiamo anche i dati sia della campagna abbonamenti che dello sbigliettamento, e in realtà riceviamo e abbiamo avuto sottoscrizioni di abbonamenti e di biglietti praticamente da tutta la Sicilia e da buona parte della Calabria, quindi daremo al pubblico catanese la possibilità di vedere, ecco, al di là di un evento sportivo, uno spettacolo, perché la Superlega negli ultimi 10 anni è diventata uno spettacolo che dentro c'ha partite di livello altissimo, ma è tutto il contesto ad essere bello, quindi tutti gli atleti della nazionale campioni quindi diciamo che chi decide poi di venire ha da un lato la possibilità di vedere in campo uno spettacolo tecnico di altissimo livello, probabilmente il più alto al mondo, ma anche di partecipare a un ulteriore spettacolo, quello del pubblico, della passione, del coinvolgimento. Quindi è come se pagando il prezzo di un solo biglietto si assiste a due tipi di spettacoli diversi. Tra l'altro noi abbiamo avuto la possibilità proprio di toccarlo con mano domenica scorsa a Perugia, che è una società che è al vertice da tanti anni, ma dopo un percorso lunghissimo che ha visto la società partire addirittura da Bastia Umbra in B1, quindi più di 20 anni fa, e che progressivamente poi ha portato il capoluogo umbro ad essere una città che vive di pallavolo, se vogliamo ormai quasi allo stesso piano di Modena, no? Che è il nostro punto di riferimento, la capitale storica della pallavolo italiana. Di questo ora poi parleremo nuovamente con te, anche sia della partita, la prima partita di campionato che avete accennato tu a Perugia, e soprattutto quella di oggi è sabato, quindi quella lì di domani sera in casa, ma approfondiremo. Approfitto un attimino per spiegare un po' invece la nostra trasmissione come si svilupperà, con qualche differenza rispetto a Dipende tutto dall'alzata che abbiamo già fatto, che spero che molti di voi già conoscano. Quindi avremo come sempre un ospite qui in studio, come oggi Luigi Pulvirenti, poi più tardi come ospite esterno abbiamo organizzato una sorta di foto intervista. Per oggi noi abbiamo un giocatore libero di Milano, che poi è catanese, si chiama Damiano Catania, sarà nostro ospite, quindi sulla base di alcune foto prenderemo spunto per intervistarlo, e quindi diciamo che intercaleremo un po' con l'ospite in studio. Dopodiché abbiamo un'altra piccola rubrichetta che abbiamo chiamato coriandoli, perché i coriandoli sono dei piccoli pezzettini di carta multicolori. E che cosa significa? Coriandoli di sport. Noi vogliamo ampliare un po', non soffermarci soltanto sulla pallavolo, ma vogliamo raccontarvi piccoli episodi del passato di qualsiasi sport, qualsiasi cosa un po' curiosa. Daremo uno spazietto così a questi coriandoli. Daremo anche spazio a parte, abbiamo detto, la Superlega, anche ai campionati che non ci piace definire minori, comunque i campionati più diciamo a ambito più ristretto, che focalizzeremo soprattutto sulla B1 femminile, che vede come protagoniste due squadre catanesi, B1 femminile e B2 sempre femminile, e parleremo anche di quello. Quindi possiamo ritornare appunto a parlare con Luigi. Volevo sapere da te appunto le sensazioni di questa prima partita proibitiva con Perugia, quindi lì, e che cosa prevedi, cosa pensi per la partita invece, diciamo, teoricamente più abbordabile con Cisterna domani in casa. Tutte e due cose. Innanzitutto la partita giocata a Perugia ci è servita come società innanzitutto a rompere il ghiaccio, no, rispetto ad una realtà che non è stata la nostra fino a qualche mese fa. Però questo è anche giusto dire che è un discorso che ha riguardato la società, perché invece la squadra è una squadra molto esperta, cioè buona parte dei giocatori della nostra rosa, io direi 3/4 sono degli abitué della Superlega, l'hanno disputata anche a buon livello, quindi sono giocatori avvezzi al campionato, lo conoscono, non è una squadra di new entry, certo, di gente che si sta affacciando per la prima volta a questo campionato.
Ovviamente l'impegno era proibitivo e lo sapevamo, perché Perugia basta solo guardare il sestetto titolare che ha messo in campo, sì. Parliamo di alcuni dei migliori interpreti in tutti i ruoli a livello mondiale della pallavolo, ma è una squadra che dentro la Superlega gioca un campionato diverso dal nostro, che è quello per vincere lo scudetto e per vincere le coppe europee. Quindi è stato un impatto duro, lo sapevamo che sarebbe stato così come sappiamo che ce ne saranno altre domeniche dove saremo in grande difficoltà, come siamo stati a Perugia, perché incontreremo formazioni che valgono Perugia, dove potremo anche perdere nettamente. L'importante è poi tornare in palestra martedì, preparando la partita successiva, ripartendo da quello di buono che è stato fatto, e anche a Perugia è stato fatto, soprattutto nel terzo set, bene, perché la squadra ha tenuto testa agli umbri fino al 22 pari, con un po' più di convinzione in battuta probabilmente avremmo avuto anche la possibilità di giocarci proprio il set. Detto questo, la squadra si è allenata molto bene questa settimana, sia nella fase di cambio palla che nella correlazione muso-difesa, e anche in battuta, che è probabilmente il fondamentale, dove domenica siamo stati più in difficoltà, perché non abbiamo raggiunto quello che è lo standard di efficacia necessario per poter affrontare una partita con la possibilità di essere incisivi, che appunto è la battuta, che a questi livelli è un fondamentale determinante. Diciamo che già avete battuto un record, che nel senso, si è sempre detto agli allenatori che non arrivavano al panettone, ora dobbiamo dire agli allenatori che non arrivano a tutti i santi a novembre. Insomma, questo fatto di Valdo un po' destabilizzato, tutti si chiedono ma come mai ora e perché non prima, ecco, tutti si chiedono cosa è successo. Ma in realtà non ha destabilizzato noi, nel senso che una società prende le decisioni che ritiene più opportune per fare crescere il proprio percorso tecnico, e deve prenderle nel momento in cui si palesa la necessità di affrontare un cambiamento, che può essere anche prima dell'inizio del campionato, come è stato nel nostro caso. Noi con Valdo abbiamo condiviso un percorso tecnico a partire dal 2021, che è stato un percorso tecnico che ha consentito alla società intanto di crescere e anche di raggiungere un obiettivo sportivo intermedio importante, che è stato appunto la promozione in Serie 2. A fine stagione avevamo deciso di continuare il nostro percorso assieme, nonostante già nel corso della fase finale della passata stagione su qualche aspetto non fossimo più in piena sintonia. Poi dopo un mese e mezzo di preparazione ci siamo resi conto che l'idea tattica, progettuale dell'allenatore non corrispondeva con quella societaria, e nella nostra valutazione non era la più utile per poter valorizzare una squadra che non è composta da 6 titolari, ma da un gruppo dove tutti sono importanti e tutti saranno importanti per il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi noi pensavamo che questa squadra andasse, e pensiamo che questa squadra andasse allenata in maniera diversa, da qui la scelta di cambiare allenatore. Come ho già avuto modo di dire nella conferenza stampa successiva all'evento, questo non toglie di una virgola la stima, il valore di Valdo Cantor, e anche l'importanza che ha avuto per me come dirigente e per la nostra società. Ci sono momenti in cui appunto si devono prendere delle scelte, e noi come uomini di sport sappiamo che poi il giudice inesorabile rispetto alle scelte è il campo, quindi noi da uomini di sport ci affidiamo al campo, che dirà non solo se la scelta fatta sull'allenatore sarà quella giusta, ma se tutte le scelte che abbiamo fatto quest'anno come società saranno state quelle più corrette o meno. Allora, visto la profondità delle risposte di Luigi, la seconda domanda la facciamo dopo, perché in questo momento adesso è arrivato il momento della fotointervista con Damiano Catania, quindi subito dopo lo stacchetto incontriamo il nostro amico Damiano. Per la nostra fotointervista, come vi avevo anticipato, abbiamo ospite di questa nostra prima puntata Damiano Catania, che è un giocatore
catanese, diciamo così, che molto presto, viste le sue qualità, è stato portato fuori, l'ho mandato giocato fuori, prima a Castellana credo e poi adesso è in Superlega, giovanissimo, 22 anni ed è nostro ospite. Ciao Damiano! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Damiano. Ti salutano tutti, c'è mia sorella, c'è Luigi Pulvirenti e volevamo fare con te appunto attraverso delle fotografie che ci hai gentilmente fornito, fare un breve excursus della tua vita pallavolistica. Innanzitutto ci puoi dire dove sei adesso in questo momento, in che squadra stai giocando e come le prime impressioni? Allora, in questo momento mi ritrovo a Milano, questo è il mio primo anno esperienza qui all'Allianz Milano e prime impressioni, chiaramente è iniziato adesso il campionato, abbiamo giocato la prima a Modena mangiandoci qualche punticino probabilmente, però le sensazioni sono buone, l'ambiente è un bell'ambiente su cui si può lavorare tanto e posso, diciamo, accrescere il mio bagaglio culturale e tecnico. Quindi è il primo anno che tu fai a Milano, giusto? Vieni da dove giocavi l'anno scorso? Sì, l'anno scorso a Cisternelli Latina e l'anno prima a Piacenza. Questo è il mio terzo anno in Superlega. In Superlega, quindi sempre più esperto. Sappiamo anche che comunque con le giovanili della nazionale hai avuto grandi successi che adesso poi sviscereremo con qualche foto. Io inizierei subito con la prima, vediamo che cosa ci fa vedere il nostro tecnico. Ecco, questa io l'ho trovata una foto spettacolare perché dal punto di vista proprio stilistico del bar, probabilmente una ricezione, ti trovo assolutamente perfetto. La squadra è questa qui, dove sei adesso? No? Questa Piacenza è stata una delle mie prime partite con la maglia da libero. Dici un po'. Sì, diciamo è stata anche particolare come cosa perché giocavamo a Vibo ultima giornata e siamo diciamo, riusciti a portare la partita a casa. Io subentravo perché non ero libero di titolare e quindi l'emozione è stata anche doppia perché non me l'aspettavo, ecco. E avere anche molti, chiaramente i miei genitori, anche qualche amico di famiglia lì a vedermi è stato veramente piacevole come cosa. Tu tanto tempo che sei fuori, dicevo sei andato via a 16 anni mi pare, 16-15 quando? Quindi sì, 14-15 anni. Ma come questa esperienza così diciamo precoce, come te la sei vissuta? Hai avuto qualche sofferenza, ripensamento oppure è andato tutto per come ti aspettavi e come volevi che andasse? Diciamo che la visione era abbastanza chiara, che poi chiaramente trasformare la visione in realtà è stata sicuramente non facile, ci vuole non è facile perché è stato un percorso comunque lungo, è un percorso ancora lungo che devo diciamo, portare avanti perché comunque ho ancora 22 anni, quindi diciamo, la carriera spero sia il più lungo possibile, però anche un po' di fortuna quella non deve mai mancare perché credo che ci siano, oltre al fatto di non aver mai mollato e non aver mai avuto ripensamenti, ma sicuramente un pizzico di fortuna è sempre al centro della nostra vita e quindi anche quella ha fatto la sua parte. Vogliamo vedere qualcos'altro adesso? Che cosa ci propone insomma, Santi? Ecco, qui tu certo non facevi il libero, so che tu hai iniziato la tua carriera da piccolo, eri attaccante e vedo che hai anche un'elevazione veramente pazzesca. Com'è stato poi modificare te stesso nel ruolo, cioè decidere poi a un certo punto della tua carriera ovviamente di cambiare? Com'è stato questo passaggio? È stata una scelta chiaramente obbligata perché nella pallavolo si hanno bisogno dei centimetri e quindi ho dovuto per forza fare questo cambio. Però non mi è pesato tantissimo anche perché il libero ha un ruolo comunque fondamentale, poi chiaramente a più alti livelli è ancora più bello, cosa che magari non avrei potuto fare, appunto arrivare ad alti livelli con il ruolo di schiacciatore chiaramente.
Certo, ma quindi non hai sofferto. Io ho letto da qualche parte che tu hai detto oh, sostituisco l'adrenalina dell'attacco dalla soddisfazione che ho di recuperare una grande difesa, di fare una grande difesa. È questo che ti fa andare avanti e avere questa grinta. Io ti ho visto giocare, sei veramente un treno in corsa, non ti fermi mai. Grazie. Sì, sicuramente l'adrenalina di una difesa, di una ricezione fatta bene, una copertura, un qualsiasi cosa che possa aiutare la squadra in un momento importante, quella è un'adrenalina importante che fa sì che insomma questo ruolo per me è fantastico. Quindi anche se devi stare sempre in partita non è mai facile perché magari arrivano 1 o 2 palloni a partita e quei palloni per noi liberi sono cruciali per la prestazione. Sì. Donata ti voleva fare una domanda. No, te ne volevo fare 2, visto che ogni tanto mia sorella si ricorda della mia presenza qui sul divanetto accanto a Luigi. No, ti volevo chiedere il tuo libero di riferimento, perché secondo me uno dei più forti, dimmi anche tu Luigi, dei liberi che è Grebennikov, secondo me. Io ho veramente un piacere scusate, a vederlo giocare. Tu hai un modello internazionale o ti rifai a uno in Italia? E poi volevo capire in questi anni con quale allenatore scusa, ho spoilerato la domanda. Comunque vabbè. Ok, allora ti rispondo. Grebennikov chiaramente è il migliore interprete del nostro ruolo, ci metto anche Serginho che adesso si è ritirato da un paio di anni. Paragonarsi a loro ha poco senso perché per caratteristiche fisiche, per anche qualità tecnica parliamo di fuoriclasse. Sicuramente prendere un po' di spunto non paragonarsi al 100% a questi liberi è importante, ti fa crescere, ok? Nel vedere magari come leggono un pallone, nel vedere come ricevono determinati palloni, le posizioni che hanno, quindi sì, su questo per me i miei idoli, diciamo modelli, sono Grebennikov e Serginho. E poi il campionato italiano è pieno di ottimi liberi, soprattutto in questi ultimi anni la competizione è altissima e liberi anche giovani, e quindi questo è stimolante, l'ho detto anche più volte, altre volte, perché mi hanno fatto questa domanda. Mentre l'altra domanda di allenatore, io diciamo ho avuto la fortuna di girare un po', sia anche quando stavo in A2 che in A1, e quindi mi piace prendere un po', diciamo, il meglio da ognuno per quanto riguarda sia tecnico che umano, ecco. Quindi non posso dire che c'è un allenatore in particolare che mi abbia rivoluzionato, mi abbia cambiato. Sicuramente il mister Fanizza, che è l'allenatore che mi ha cresciuto durante le giovanili, ha avuto un'influenza più importante perché l'adolescenza, quindi la parte che va dai 15 ai 18 anni, 20 anni, è quella in cui ti formi di più, soprattutto a livello, diciamo, di mentale, ecco. Okay. Appunto mi ha fregato la domanda perché io avevo una foto bellissima con Fabio Soli e quindi da lì volevo partire appunto sulla domanda sugli allenatori. Invece te ne faccio un'altra. Abbiamo una foto di una premiazione nella quale tu sei stato premiato come miglior libero dei campionati mondiali Under 17 in Turchia. Io penso che sia una soddisfazione grandissima. Questa è la più grande soddisfazione che hai avuto finora, visto che tanto sei giovanissimo e quindi chissà quante ne avrai, oppure c'è qualcos'altro che ti ha dato, che ti ha riempito di più la vita pallavolistica? Sicuramente fanno molto piacere non me lo nascondo e non ce lo nascondiamo, i premi individuali fanno piacere, sono bellissimi, ma se non sono accompagnati dai risultati di squadra, perché alla fine il nostro è uno sport di squadra, quelli per me vengono meno, quindi preferisco non avere un premio piuttosto vincere titoli. E questa secondo me è la cosa più importante. E se posso fare una rettifica, quella è l'Under 17 è stato il mio primo campionato europeo che abbiamo vinto. E sì, e poi sono arrivati anche altri, diciamo, premi e tutto, però avevo, diciamo, con la nazionale giovanile fatto un bel percorso, era un grande gruppo fatto di giocatori importanti,
che sono tutti praticamente adesso in Superlega. Allora, visto che tu giustamente hai sottolineato che è più bella la soddisfazione il premio di squadra, voi l'anno scorso avete vinto le Universiadi con la nazionale, con la tua nazionale, no? Sì, quest'estate. Quest'estate, quindi forse questo è diciamo per il momento il tuo risultato migliore. Ovviamente aspiri alla nazionale di Fefe a prendere un posto lì, no? Quando ti vedremo con la maglia, quando ti vedremo con la maglia azzurra della Massima? Questo è da vedere. Influiranno sicuramente le stagioni che verranno e l'obiettivo è quello, non indossare la maglia azzurra, la maglia seniores, avere una chiamata da Fefe è un onore, sarebbe un onore e si lavora per quello, no? Certo, indossare quella maglia è l'apice per un giocatore. Assolutamente, quindi noi te lo auguriamo, ti ringraziamo per essere stato così cortese, avremmo voluto fare vedere molte più foto, però il tempo purtroppo non è sempre quello e quindi sicuramente ti richiameremo durante il corso della stagione. In bocca al lupo per questo tuo inizio. Buon lavoro. Buon lavoro, ciao, ci sentiamo presto. Ciao Dami. Ciao a tutti, ciao Damiano, ciao. Buona giornata. Abbiamo salutato Damiano che, come avete sentito, un giocatore di Superlega. Ora noi, visto che dopo tanto tempo finalmente Catania è ritornata ai vertici, abbiamo cominciato, sia io che Donata, a seguire nuovamente il campionato di Superlega con più attenzione e quindi abbiamo seguito anche quello che abbiamo visto che la Gazzetta dello Sport fa ancora, non so se ha mai interrotto, se è una cosa che è ripresa adesso. Comunque abbiamo notato con grande piacere che la Gazzetta ha istituito di nuovo, oppure ha continuato ad istituire il famoso Trofeo Gazzetta. Che cos'è il Trofeo Gazzetta? Alla fine di ogni partita il giornalista della Gazzetta designato a fare il commento ha a disposizione 6 punti, cioè può premiare 6 giocatori soltanto, a partire dal primo che prenderà 6 punti e a scalare 5, 4, 3, 2, 1, indipendentemente dalla squadra che ha vinto o che ha perso, ma semplicemente da chi secondo lui è stato il migliore in campo a scalare, quindi i primi 6 giocatori. Abbiamo visto cioè, perché abbiamo fatto questa cosa? Ve lo dico, non ti confondere, ce la puoi fare. No, perché mi emoziona questa cosa, perché mi ricordo che quando giocavamo in A1 noi c'era questo Trofeo Gazzetta. Posso polemizzare subito? Noi, devo dire che noi giocatrici la prima cosa che andavamo a guardare era questa, e devo dire che molto spesso venivamo premiate, ma molto spesso eravamo un po' amareggiate perché le scelte non sembravano a noi molto eque. Adesso mia sorella appunto ha bisogno di dire qualcosa perché ovviamente io sono la polemica, la cattiva, quella che beccava i cartellini. Mia sorella, data ovviamente l'età, dimentica certo, che quando noi abbiamo vinto lo scudetto io sono arrivata seconda al Trofeo Gazzetta con 101 punti, sono stata la prima delle italiane dietro la Popa. La cosa terribile qual era? Che fuori casa prendevo sempre o 6 o 5, in casa prendevo sempre 1 o 2. Lascio questa cosa nell'aria. Come l'hai lasciata nell'aria per 20 anni? No, quant'è? 43 anni, ed è una cosa che mi è sempre rimasta qui e mi ha colpito perché ho preso tanti premi, però il Trofeo Gazzetta mi manca e mi rimane la soddisfazione di essere stata la prima delle italiane. Devi dire che comunque c'era Rodica Popa che era veramente ma voglio dire, io non capivo perché comunque a Catania ero sempre 1 o 2, cioè sarebbe stato più logico fuori casa non prendere punti o prendere 1 o 2 e in casa prendere 6 punti. Ma probabilmente siccome tanto oramai possiamo dire. Esatto, probabilmente siccome ero antipatica e allora beccavo sempre 1 o 2. La classica cosa di Nemo profeta in parte. Pazienza. L'esempio di Nemo profeta in parte. Mi rifaccio con dipende quindi tutto dopo questa, dalla diciamo, poi vi terremo aggiornati. Ovviamente dopo la prima partita non c'è una graduatoria insomma significativa, per cui ne abbiamo semplicemente parlato proprio per accennare a questa cosa e ne parleremo nelle prossime puntate. Adesso siamo arrivati ai famosi coriandoli, quindi prego. E siamo
all'esordio dei nostri coriandoli, questa piccola rubrica nuova di questa nostra nuova trasmissione che stiamo facendo anche, lo vogliamo ricordare, grazie alla collaborazione e al supporto di alcune società pallavolistiche della zona, del nostro territorio, che stanno appoggiando questa nostra proposta editoriale. Sono la Pallavolo Zafferana, la ringraziamo, Catania Volley, Team Volley e la Pallavolo Rumi, delle quali squadre parleremo molto ampiamente nel prosieguo delle nostre trasmissioni. Questa era la prima, insomma siamo un po' in fase di rodaggio. Passiamo finalmente a questi coriandoli. Vi voglio raccontare oggi la storia di questi fratelli Brownlee. Sono due grandissimi campioni di triathlon, questa specialità famosissima, molto molto impegnativa, della quale bisogna percorrere 1,5 km a nuoto, 40 km sulla bicicletta e 10 km di corsa. Questi due fratelli, ecco, vi faccio vedere le immagini, in questa gara del 2016, nella quale è una gara del campionato mondiale della Coppa del Mondo, dove lui è in testa a Jonathan Brownlee, il maggiore, è in testa e se vince questa gara vincerà il campionato. Purtroppo verso la fine, vedete, sta già barcollando, gli si annebbia completamente il cervello, barcolla, mancheranno circa 200-250 metri, proprio si vede che è assolutamente sfinito. Da tenere presente, ecco, lì c'è il secondo che lo supera, questo è il sudafricano Schumann, lo supera ovviamente, lo lascia indietro. Il fratello lo raggiunge, il fratello minore Alistair lo raggiunge e decide di aiutarlo. Si mette, come vedete, il braccio e lo quasi trascina fino al traguardo, e adesso vedrete la scena. Proprio lui vince, il sudafricano vince ovviamente, giustamente festeggia, e dopo qualche secondo, circa una quarantina di secondi, arrivano i due fratelli e vedete, a questo punto stanno per arrivare e il piccolo lo sospinge per farlo passare al secondo posto. Subito dopo, passato il traguardo, crolla, però gli ha fatto vincere la medaglia d'argento e lui è arrivato terzo. Ho scelto questo filmato perché mi ha colpito particolarmente, forse perché anche per il legame che io ho con mia sorella. Questi due fratelli molto 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 bravi, il piccolo che lo spinge, vedete, e si prende la medaglia di bronzo. Questo come coriandolo, è proprio un piccolo spaccato di sport al di là della pallavolo che spero abbiate gradito. Chiudiamo quindi così questa storia, bellissima storia che vi abbiamo raccontato nei coriandoli, e diamo un piccolo sguardo alla B1 femminile, come avevo detto prima, con le nostre due squadre, cioè il Catania Volley e il Team Volley, due squadre che hanno sicuramente degli obiettivi diversi. Adesso vedremo come si svilupperà il campionato. Siamo già giunti alla domani, anzi loro giocano oggi, sabato. Oggi ci sarà la quarta giornata. Abbiamo il Catania Volley che è in testa alla classifica, pur avendo una partita in meno, perché c'è una squadra che si è ritirata e quindi hanno fatto un turno di riposo, quindi hanno 2 vittorie su 2, tutte e due 3-0, e quindi veleggiano. Oggi pomeriggio giocano a Marsala, vediamo se continua questa striscia positiva. Altro discorso invece per la Team Volley, che aveva esordito bene con un 3-2 esterno a Crotone, però poi dopo è incappata in 2 sconfitte per 3-0. Oggi giocano al Palabramo contro Chieti, e speriamo che le cose si possano sistemare. È una squadra totalmente rinnovata, così come Catania Volley, quindi diamo tempo sia alla società che alle ragazze di trovarsi meglio, di ambientarsi in questo campionato assolutamente impegnativo. E torniamo al nostro ospite, per il quale abbiamo preparato una piccola sorpresina. Abbiamo trovato nei nostri archivi 2 articoli. Uno, questo qui, ve lo faccio vedere adesso, lo metteremo. Ecco, il volley ritrova una pizza, Donatella allenerà la Saturnia maschile. E tu non lo dici mai. Quando tu dici tutta la storia della Saturnia. Questo è un articolo vi dico esattamente la data, è uscito sabato 22 luglio del 2000. Che cosa? 2 secondi, dimmi qualcosa, Donata, di questa tua esperienza. È stata l'esperienza più bella come allenatrice, particolare e divertente. Sì, assolutamente.
Però bella, una bella Io cosa. mi Ma ricordo- tu sei andato oltre il panettone e è arrivato... Non ho finito il campionato egregiamente. Hai finito il campionato egregiamente. E io mi ricordo perfettamente di Donatella nella palestra, tra l'altro della scuola Verga, ora Falcone, in via Cesare Battisti, che è la palestra storica della pallavolo Cicastella. All'epoca il movimento era molto attivo alla Cicastella, c'erano tante società C'era che... tanto, bellissimo. Sì, quindi anche una certa competizione dentro il paese, quindi sono anni molto belli, forse anche perché avevo 20 anni, quindi 22, 23 me li Anche ricordo, noi quindi eravamo più giovani. mi ricordo con affetto anche per questo probabilmente. L'altra sorpresa L'altra è perla. quest'altro che abbiamo trovato sempre in mezzo ai nostri giornali vecchissimi, è questo intramontabile Pizzo, protagonista a 43 anni. Perché lo portiamo? Perché la firma, se notate lì in basso a destra, è proprio di Luigi. Renti. E quindi è un Che articolo- ho cominciato la mia avventura nella sì. pallavolo parallelamente all'impegno come dirigente, scrivendo di pallavolo sulla Sicilia. E quindi dopo per questi tanti inizi anni. E dobbiamo dire che c'era anche quel bellissimo articolo che ha fatto anche alla mamma. Sì, devo avanti. dire, vi devo confessare che dal punto di vista giornalistico, quando mi sono occupato di sport, è probabilmente la cosa più bella che ho scritto nella mia vita. No, veramente Mi sono un molto legato. orgoglioso di quel Nell'archivio non siamo pezzo. Non sono riusciti a riuscita a ritrovarlo. trovarlo, io sono purtroppo un po' disordinata. Però lo nonostante non troveremo e sia- te lo faremo. Tra l'altro incontrai la signora a casa tua, Citrezza. Sì, da Citrezza a casa nostra, Sì, mi ricordo sì. quella bella foto. E Va vabbè. bene, torniamo alla Superlega, torniamo alla partita di domani alle 21 che è a questo orario perché sarà trasmessa da Rai Rai Sport, Sport. con Marco Fantasia. Approfitto di questa cosa perché Marco Fantasia ha scritto un libro, Golden Set, e proprio lunedì lo presenterà alla Mondadori di Piazza Roma alle ore 17:30. Perché vi dico questo? Anche perché al di là della ovviamente importanza del libro che tocca dei temi particolari, non tratta solo di pallavolo, diciamo di temi importanti, di grandi sofferenze. Ve lo dico perché Vabbè, un po' di autocelebrazione, nel senso che mi ha chiamato Marco Fantasia e mi ha chiesto di moderare questo incontro, quindi siete tutti invitati lunedì. Ora, chiusa questa parentesi, parliamo della partita appunto di domani. Dici tutto. È ancora soltanto la seconda giornata, quindi è presto per parlare di partite decisive perché il campionato mi piacerebbe dire lunghissimo, purtroppo il campionato di Superlega non è lunghissimo perché queste sono purtroppo delle questioni, un campionato troppo schiacciato tra gli impegni della nazionale che poi alla fine fanno sì che la stagione di Superlega duri soltanto 5 mesi la regular season, poi con la coda dei playoff arriviamo a 6 mesi e mezzo, che oggettivamente è poco rispetto all'impegno che mettono le società anche dal punto di vista finanziario, non solo organizzativo. Però al netto di questo discorso e del fatto che si tratta di una partita alla seconda giornata, ci misuriamo contro una formazione che possiamo considerare nostra pari grado, che è sicuramente una società che ha molta più esperienza di noi in Superlega perché la disputa da tantissimi anni. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, mettendo in mostra giocatori che poi hanno quest'anno fatto un salto di qualità personale, anche ad esempio Dirlic è andato a Milano, Sedlacek che gioca in Polonia a Lublino, Fabio Soli è andato a allenare Trento, squadra ricordiamolo campione d'Italia in carica. È una formazione con delle ottime individualità, partendo dal posto 4 Stipe Peric che abbiamo visto agli europei con la maglia della Serbia, all'opposto Faur che è un signor giocatore, il palleggiatore è il catanese Davide Saitta, quindi un ottimo libro come Piccinelli, una coppia di centrali affiatata ed efficace anche se da poco tempo che giocano assieme come Mazzone e Neliakovic. Quindi una formazione da prendere con le pinze. Ma anche perché, scusa se ti interrompo, perché loro la prima partita di campionato Loro la prima partita hanno fatto molto bene in casa contro Trento, hanno messo in difficoltà, hanno portato al quinto set, quindi una formazione da prendere con le pinze. Sappiamo che sarà un impegno molto difficile, però la squadra si è preparata molto bene, sta crescendo nell'intensità e nella fluidità del gioco, anche in quei fondamentali in cui domenica scorsa siamo stati un po' in difficoltà, l'ha battuta su tutti, quindi noi pensiamo che domani quindi potremo fare bene, potremo centrare un risultato importante. Certamente farlo con la diretta di Resat è anche un segnale, è un riconoscimento dell'importanza della giornata, cioè Catania che torna nella massima serie dopo 26 anni.
e quindi contiamo anche di avere dalla nostra il grande pubblico. Devo dire che i dati della prevendita, diciamo, considerando che questo dobbiamo anche dirlo, Catania è una città non abituata a pagare un biglietto d'ingresso per la pallavolo, abbiamo venduto tra abbonamenti e biglietti quasi 700 tagliandi, quindi comunque ecco, considerando qual è il punto di partenza, è un dato molto significativo che proviene anche da una diciamo, prevendita tanto a livello di abbonamenti che di biglietto per la singola partita, che è stata molto importante fuori Catania, perché stanno venendo da tutte le parti della Sicilia e anche da buona parte della Calabria per vedere questa partita, ma io sono sicuro che il pubblico catanese risponderà presente, anche perché diciamo, dopo tanti anni l'essenza dalla Superlega sarebbe un controsenso, poi quando finalmente ce l'abbiamo a disposizione mancherà l'appello. Infatti noi facciamo proprio un appello a tutti, noi ci saremo ovviamente. Anche perché posso aggiungere una cosa, il costo del biglietto è nettamente di gran lunga il più basso di tutta la, diciamo, la Superlega, quindi anche da questo punto di vista, che tra l'altro se ho capito bene è imposto, ma non è un'imposizione, però c'è una politica per dare valore al campionato, per cui il costo del biglietto non può essere svenduto, e noi rispetto a questa logica quest'anno ovviamente ci hanno dato non dico una deroga ufficiale perché appunto non è un'imposizione, ma hanno chiuso un occhio sulla politica di prezzo che noi abbiamo fatto, che è molto più bassa rispetto alla media della Superlega, proprio perché è il primo anno dopo tanti anni di assenza. Speriamo che la gente capisca anche che lo sforzo societario va sostenuto, basterebbe anche un minimo appunto di pagare il biglietto per aiutare concretamente una società che sta facendo uno sforzo enorme sia dal punto di vista... Il biglietto di curva costa 10 euro, nemmeno un panino in questo periodo. Ci siamo assolutamente. Credo che abbiamo esaurito un po' tutti gli argomenti che volevamo sviscerare, speriamo di averlo fatto nella maniera migliore. Purtroppo oggi non ho litigato troppo con mia sorella. Sono stata buona. Oggi era confessata e quindi non mi fai parlare, quindi come faccio a litigare? Non lo puoi dire. Ci vediamo tutti intanto domani sera al Pala Catania e Palapizzo speriamo, Pala Liliana Pizzo. A proposito, mercoledì 25 abbiamo consegnato finalmente fisicamente, proprio cartacea, l'istanza, l'ho presentata io, sono andata all'ufficio protocollo del Comune di Catania e quindi ci auguriamo che presto questo Pala Catania possa diventare Pala Liliana Pizzo. Ci vediamo quindi domani al Pala Catania e lunedì vi aspetto alla Mondadori di Piazza Roma. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao. Grazie.